Allora, la squadra gioca bene quando c'è la possibilità di avere giocatori che hanno sicuramente confidenza col pallone. Noi non giochiamo con tre attaccanti, ma giochiamo con un attaccante e due esterni che sono sempre bravi e rapidi, tecnicamente sono molto bravi. Ieri abbiamo giocato inizialmente con Gross, poi abbiamo spostato Gross su un esterno e abbiamo messo Feola, che ci ha dato delle alternative importanti. Però non dobbiamo abusare di questo tipo di possibilità. Secondo me la cosa importante è sempre quella di giocare la palla senza paura, senza aver timore di sbagliare, perché spesso ieri sera, nel momento in cui dovevamo stare tranquilli e chiudere la partita, ci siamo un pochettino ci siamo messi alle corde da soli, perché la partita andava gestita in maniera diversa. Siccome non è la prima volta che succede questo, noi dobbiamo essere bravi a fare questo. Adesso abbiamo recuperato qualche giocatore importante, speriamo di recuperarne altri, è la seconda vittoria consecutiva che facciamo, speriamo di continuare già lunedì con un'altra gara importante, perché venivamo da una serie di 4-5 sconfitte, qualcuna meritata, qualcuna un po' meno, quindi cerchiamo di continuare su questa strada e non ci fissiamo obiettivi particolari. Come già detto precedentemente, i nostri obiettivi non sono già fissati, chiaramente cerchiamo di fare il meglio possibile, adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibili nelle partite che ci rimangono, perché quelle sconfitte ci avevano risucchiato un pochettino in una classifica che a noi non ci appartiene per qualità dimostrate in campo da parte dei giocatori. Quindi noi adesso ci stiamo pian piano allontanando da quelle che erano le zone un po' più pericolose e stiamo ritornando nelle zone consone alle nostre caratteristiche. Chiaramente cerchiamo sempre di guardare avanti, perché è inutile guardare indietro, dobbiamo cercare di fissare piano piano le squadre che sono avanti a noi, cercare di non mollare, di dargli meno possibilità, meno vantaggi possibili durante queste partite che rimangono, e poi quando ne rimarranno poche di partite tireremo le somme per vedere se siamo nella possibilità di poter effettuare un discorso playoff o meno.